in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. Ed era Let the Water Turn Black 1968, Frank Zappa, il nostro Franceschino Zappa che ci accompagna sempre il venerdì pomeriggio solo sulle frequenze di Radio Libertà, solo con Chilometro Zoom, la chimera, questo programma inaudito che nasce dalle viscere di Radio Libertà, dalle menti malate di Antonino Danna e Lorenzo Viviani. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera e buona Santa Lucia, auguri a chi si chiama Lucia, a chi si chiama Luciano, anche nel caso. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è appunto Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente, il crisomicrofonato programma di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna, lui è Lorenzo Viviani e questa è la puntata numero 901 di oggi, 900, venerdì. 900, sei già arrivato al 900. Madonna. Ieri 900, sì. Hai visto che abbiamo pubblicato anche la targa della puntata numero 900? Ah, non lo sapevo. Ma perché tu ormai... Lavoro, penso solo Hai al visto, lavoro. sei concentrato sulla tua carriera. La radio e sento Antonino, quando devo riposare 5 minuti il cervello ti ascolto. Ah, ecco, grazie, meno male. Una valutazione, insomma, anche Ho dato che il risveglio me le dà semivarine ed è abbastanza burrascoso, almeno con te mi rilasso un pochino. Ah, la cosa mi commuove, insomma, salutiamo il nostro Semmi come sempre. Il nostro, come si dice, la nostra sveglia mattutina, no? Avete notato che il nostro Lorenzo sembra sempre più il cognato di Fiorello quando faceva il karaoke, no? Vedete? Questo codino, malandrino, questo stile molto... E un giorno, solo per chi ci vede nel digitale terrestre, mi scioglierò i capelli, vi farò vedere le lunghe trecce di Viviani. Io lo farò nell'ultima puntata di Zoom. Cosa farai? Scioglierò le trecce anch'io. Sì. Vedete, per chi vede, poi invece mi piace perché Antonino è sempre così, sei veramente, stasera sei mezzo nobile, come diceva Govi, è un po' nobile, mezzo ignobile, sì, sei molto nobile stasera.
Grazie, anche perché stasera, come vedi, ho messo una keeper tie del 1975, le cravatte a ringa, come venivano chiamate, appunto questo significa keeper tie, e a quel tempo la loro forma era tale da permettere dei nodi molto grossi che coprono A quante integralmente cravatte tutto il siamo collo. arrivate, mio caro Allora, Antonino? stanno per arrivarne 10 nuove, sono fondi di Ma c'è, magazzino. cosa c'è? Una sorta di... Cioè, cos'è? La gente ti manda le cravatte? No, 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 io me le compro. Poi Ah, ogni tanto è capitato l'anno scorso che 2 ascoltatrici, che ringrazio ancora, hanno fatto ognuna un pacco e mi hanno spedito delle cravatte alla radio. Ma la particolarità è che io ovviamente le cerco degli anni 60-70, più dei 70 direi, e in particolare, insomma, molto spesso trovo dei fondi di magazzino che ancora hanno il prezzo in lire attaccato. E queste qua stanno arrivando dalla Svizzera e sono 10 cravatte, sempre fondo di magazzino degli anni quindi 70. se avete... Stasera arriviamo a quota, o cioè voi siamo che... arrivati a Lancio un 353. appello per Antonino Danna, o voi che dopo la pensione avete lasciato le cravatte nell'armadio a depositar piene di polvere, piene di dimenticate, ecco, potete fare un regalo a Natale. Se non sapete cosa fare, Via prendete Bellerio 41 20146 Milano, e le grazie. mandate a Antonino. Lui le terrà, gli faranno nuova vita. Le vostre cravatte dimenticate dagli anni del lavoro prenderanno, risorgeranno, avranno una nuova vita, saranno valorizzate nel portacravatte. Vorrei vedere il portacravatte di Antonino. Cioè, avrei Uno questo... solo, guarda, ce ne sono 353 cravatte in totale. E come si dice, ogni portacravatta ne porta 40. Per il momento ne ho 8 di portacravatte, però ne devo ora comprare un altro, ne devo ordinare un altro, perché tra l'altro qui ho una paccata di cravatte che devo portare domani in lavanderia. Eccola qua, già pronta, la Cioè, paccata. fa vedere anche le mutande, tutto. No, le Per me non è... mutande no, ovviamente le cravatte mi Sei là, freghiamo. è meraviglioso, no? Il bello della radio è questo. Qua c'ho le cravatte da portare, qua c'ho le mutande della scorsa settimana. No, le mutande me le lavo io, anche perché io, care donne in Io sono Antonino ascolto, Danna e io mi lavo le mutande. care ragazze in ascolto, vi svelo un segreto. Ovviamente dai Non 18 dire ai, niente, perché guarda che siamo già sulla lista nera. dai 18 ai 99 anni, perché noi solo le maggiorenni consideriamo. Care ragazze, Mm, sappiate che il sottoscritto mm. non solo Io è metterei anche perfettamente... 20, anche 20-22, perché 18 mi sembra Sì, proprio... direi anche di più, giusto. Sappiate che il sottoscritto Sì? sa cucinare, Oh, sa fare i servizi in casa, tra sì? cui il lavaggio e l'asciugatura dei panni, nonché la Mm, loro stesura, ma soprattutto, e questo lui lo ha imparato in collegio perché sua mamma non poteva venire da 1300 km di distanza a fare questa cosa, e poi anche perché un uomo deve saperlo fare, che cavolo, bravo. io stiro tutto quello che voi vedete. Questa camicia è stata stirata dal sottoscritto con No. l'appretto, ebbene sì. In Io questo ogni farò, t'ho domenica, spaccato io abbonati, eh, se starete con me avrete solamente pasta al burro, massimo vuoto del tegamino e dopo una settimana comincio a razzolare in una stanza tipo con che non mi si può più muovere, dove devo cercare mio figlio in mezzo a tutto il casotto così. Questo è il ragazze, problema. fate il Quando mia vostro moglie gioco. va via una settimana, succede questo, che apre la porta di casa ed esce fuori tipo, sei tipo alla montagna di roba così. No, scherzo, anch'io faccio qualcosa, ma sono una frana perché mentre lavo la roba rischio di allagare la casa. Quindi, insomma, però devo dire che per i lavori, quando c'è, diciamo, da metterci, sono abbastanza bravo. Sulle cose manuali me la cavolo, sai che se c'è da smontare, rimontare, zappare, mi ci metto subito. Per il resto sono veramente una frana. Se c'è da zappare Andrò, pure io, il resto sì. andrò a lezione da Antonino Danna. Detto questo, dato che la gente, secondo me, dei fatti nostri non gliene interessa No, assolutamente no. niente, e stanno anche Direi che domandando perché non cambiano frequenza. Non cambiate frequenza perché adesso parleremo di una cosa molto importante, perché faremo un esatto. focus, anzi, dico al nostro amico Lorenz, che ringrazio in regia, perché non lo ringrazio mai, lo ringrazi te, lo ringrazio anch'io, al grande Buon Lorenz, lavoro loro. che ci chiama il nostro Marco Campomenosi, perché
con lui faremo un bel focus, parleremo di Mercosur, che è questo trattato con i paesi del Sud America, i paesi proprio del Mercosur, Esatto. quindi capiremo, perché c'è chi dice che va bene, c'è chi dice che non va bene, c'è una parte dell'agricoltura che dice che va bene, un'altra parte che è disperata e vuole impedire questo accordo commerciale con i paesi del Sud America. Ci sono tanti che esportano macchinari in Sud America che stanno applaudendo a questo trattato. Te che ne pensi, caro Antonino? Guarda, io per quanto riguarda il Sud America ho le mie remore per un motivo molto semplice. Tanti anni fa, diciamo così, tanti anni fa, io ho fatto un'inchiesta per Italia Oggi, che poi ci abbiamo aperto la prima pagina di Agricoltura Oggi, il dorso dove ogni tanto ricompaio. Voglio salutare Luigi Chiarello e tutti gli amici di Italia Oggi. E io ricordo che facemmo questa inchiesta sull'Argentina. Il problema di fondo con l'Argentina era questo, che molto spesso capitava, specialmente per gli esportatori di pasta e di prodotti italiani, capitava, c'era allora presidente Kirchner, se mal non ricordo, capitava che arrivava la nave dall'Italia, sbarcava sul porto, sul molo a Buenos Aires, la pasta, il pomodoro, tutto quello che c'era, e poi siccome c'era stato un problema di carattere commerciale tra l'Italia e l'Argentina, le autorità argentine avevano adottato un comportamento abbastanza dilatorio. Cioè, che cosa facevano? Che la nave scaricava, eventualmente caricava, ripartiva e così via, e in piena estate, qua da noi è inverno, lì è piena estate, oppure al contrario, in pieno inverno, i container con la pasta, col mangiare, restavano sotto il sole oppure al gelo e andavano in malora. E io mi ricordo sta telefonata fatta con una fonte a Buenos Aires, con questo che raccontava tra il divertito e il preoccupato, no, perché deve sapere che quando arrivano le cose, arrivano, le scaricano sul molo, e allora poi dopo ci restano per tanto di tempo, perché si tratta di fare uno sfregio al governo italiano e così via. Ecco, a me è rimasto questo imprinting di questa inchiesta che ho fatto, credo, una decina di anni fa per Italia Oggi. Per cui, sai, sì, il Mercosur, l'accordo, per carità, il commercio è sempre una buona cosa e gli accordi commerciali sono sempre buoni. Abbiamo un mercato, fammi dire Anto, c'è un mercato ma che non ci freghino, questo è. Che non possiamo neanche lasciare a altri paesi, in primis l'Asia, in cui magari possiamo esportare, possiamo dire la nostra. I nostri vini sono rinomati anche in tanti paesi, diciamo all'estero, dove dobbiamo cercare di chiudere degli accordi che ci permettano di venderli senza che siano fuori mercato. Sono tante cose che potrebbero andare bene, però c'è anche tutto il tema delle importazioni, delle materie prime, quindi materie prime agricole, delle commodity soprattutto, comunque di quei prodotti dell'agricoltura che insomma possono subire soprattutto una concorrenza sleale dai prodotti che vengono proprio dai paesi del Sud America, prettamente per il fatto che si possono utilizzare fitofarmaci in primis, che qua già è questo che mi preoccupa. E seconda cosa, c'è il problema legato anche alla manodopera. Scusami, io quelle cose lì le considero inaccettabili. Ci passiamo sopra tranquillamente, poi ci commuoviamo a giorni alterni su quello che succede per il giro per il mondo, ma quando compriamo le cose a poco in barba ai diritti dei lavoratori non ce ne frega assolutamente niente. Bello. Esatto, e poi aggiungerei, un po' pensarci, ragazzi miei. Cioè, aggiungerei un'ultima cosa, per carità, a me fa piacere che i paesani che sono emigrati a America di paglietti, come le chiamiamo in Calabria, l'America delle pagliette, cioè l'Argentina, vadano a fare delle grandi grigliate di carne nella pampa, fanno l'asado, eccetera, eccetera, eccetera. Mi va benissimo. Mi va anche bene che gli vendiamo trattori, macchine agricole, qualsiasi cosa. Però se in cambio devono chiudere le stalle in Italia, questo mi va un po' meno bene, se mi posso permettere. Tutto qui.
Caro Lorenz, sono le 17:44 minuti. Il nostro amico Campomenosi potremmo anche provarlo a sentire su Skype, se per caso non ci risponde, perché lui è in quel di Bruxelles con telefonino belga, quindi non riesco dal tel. Bravissimo Lorenz, questo è il bello della diretta. Guarda, noi facciamo viaggi in intemperie. Abbiamo un indirizzo Skype? Forse sì, però nel mentre, se la regia vuole, possiamo anche mandare in onda il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi e fare un giro, diciamo così, culturale per quanto riguarda la Milano meravigliosa che Ci si salva il apre. Magnaschi, ci salva, vai. Esatto. Vai. Io vi sento. Eccolo. Ben trovato. Ben trovato. Ciao Un a minuto tutti. che ciao a trasmettiamo e poi siamo subito a te, Marco. Vai con Magnaschi, vai col direttore Magnaschi. Diritto rovescio. Si è aperta a Milano una grande mostra che non si può perdere durante le prossime feste. Si svolge presso le Gallerie d'Italia, di proprietà di Intesa San Paolo, nella centralissima piazza della Scala. Il titolo della mostra è Il genio di Milano, una città che è da secoli l'ombelico non solo dell'economia e della cultura, ma anche dell'arte italiana. Non a caso il sottotitolo della mostra dice Milano, crocevia dell'arte, dalla fabbrica dell'uomo al Novecento, e dimostra che non ci sarebbe la Milano di oggi senza la creatività degli artisti che in essa si sono espressi e confrontati con il resto del mondo. Molti i capolavori esposti, dal grandissimo e in gran parte sconosciuto bombardamento a Milano di Lucio Fontana, alle officine di Porta Romana di Umberto Boccioni, al pugilatore sfinito di Francesco Messina, alla processione di Giuseppe Pelizza da Volpedo. Tutte opere queste che hanno lasciato e che continuano a lasciare un grande segno. Stupendo davvero questo invito di Pierluigi Magnaschi. Aggiungerei anche un'altra cosa. Per anni io ho fatto sfilare orde di visitatori davanti appunto al bozzetto del bombardamento di Milano che avete visto nel corso del diritto e rovescio, realizzato da Lucio Fontana e che la veneranda Fabbrica del Duomo custodisce presso il museo e che ora è esposto a Il Genio di Milano. Quindi se avete tempo, questo weekend fatevi un giro nella cultura e nel bello dell'Italia attraverso questa mostra. Ma adesso abbiamo il nostro faro in quel di Bruxelles, la persona che ci illumina d'immenso su quello che succede a livello belga, diciamo al centro, al cuore dell'Europa. E allora diamo il benvenuto. Che però ha il microfono chiuso, quindi se lo apre, ecco, Marco, ora ci siamo. Sì, ce l'ha. Aperto. Ben trovato. Marco, allora intanto un benvenuto di nuovo sulle frequenze Radio Libertà. Ti facciamo una domanda a bruciapelo: Mercosur sì o Mercosur no? Io dico Mercosur no, perché storicamente anche la posizione nostra è un accordo di libero scambio nato vecchio prima ancora di essere approvato, perché è legato soprattutto al taglio di dazi, quando oggi i dazi già sono pochi e servono per difendere la capacità produttiva dei nostri allevatori, dei nostri agricoltori, e invece dovremmo andare verso accordi commerciali che innalzano gli standard di qualità produttiva e che rassicurano i consumatori. Che io non ho problema a consumare prodotti sudamericani, visto anzi ne consumiamo anche di peggiori. E il problema è che vorrei avere gli stessi standard di qualità, altrimenti non si capisce perché Bruxelles impone ai nostri produttori delle regole così stringenti e che sono poi così costose, ma che valgono solo per noi. Assolutamente sì, però c'è una parte del settore produttivo, Marco, che insomma comincia a riflettere, e una parte anche del settore agricolo, perché il vino dice vabbè, ma esportiamo e abbiamo meno competitor, diciamo, a livello mondiale,
e soprattutto anche mi sembra, la parte macchinari, dicono, quindi, però giustamente c'è una cosa che in ballo, aiuto Benete, la salute, la nostra salute. Secondo te può essere solamente una cosa economica, sorpassare? È già data la risposta, però volevo una riflessione su questo, perché è Ah. molto diviso l'economico, anche italiano. No, no, ma il mondo produttivo italiano probabilmente anche a livello di PIL, che è favorevole a questo accordo, probabilmente è superiore a chi invece è contrario. Dipende che cosa vogliamo fare anche politicamente, anche i parlamentari europei, il governo soprattutto, che forse è stato un po' ambiguo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, perché certo, grazie a questo accordo ci saranno aperture in alcuni ambiti dei servizi o delle aperture di mercato rispetto a chi magari vuole esportare certi tipi di prodotti, mentre invece cioè le categorie che verranno colpite sono quelle che vengono colpite da tutti questi accordi commerciali, in primis i produttori agricoli e dell'allevamento. Questo tema, infatti, è all'ordine del giorno del dibattito politico in Francia, dove ogni partito è critico, anche lo stesso Macron, che normalmente è molto aperto a questo tipo di accordi, è negativo. Quando ero parlamentare europeo avevo chiesto alla Commissione europea di farmi sapere qual era l'impatto nei confronti del nostro mondo agricolo e mi avevano detto ma sì, cosa vuole che sia, sarà per esempio sull'allevamento bovino un 1% in più di impatto rispetto a ciò che già importiamo. La questione è che ogni accordo commerciale aggiunge un 1% su qualcosa. E poi negli anni, quello che non mi è piaciuto politicamente è che negli anni passati si bloccava questo accordo per qualsiasi tipo di ragione politica, e ora perché c'era Bolsonaro non piaceva a Bruxelles, e poi perché c'era un altro veto di tipo politico prima, e mai si è entrati nel merito davvero di che cosa serva e del perché di quale tipo di tutela si debba fare. Qualcuno dice, ah vabbè dai, diamo dei soldi in più ai nostri agricoltori per difendersi da queste cose. Sì, ma cioè, nel senso, allora vuol dire che si ammette che c'è un impatto negativo. Il vino in verità non è toccato più di tanto, perché ci sono altri tipi di accordi che riguardano il vino specificatamente, quindi se quelli del vino hanno detto che per loro va bene è perché in effetti non è oggetto di questo accordo. Tecnicamente cosa avviene? È avvenuto che la Commissione europea all'inizio di dicembre è andata a Montevideo e ha detto a noi l'accordo va bene, quindi ora non si può più cambiare una parola di quel testo. I governi, i 27, dovranno dire sì o no, e lì deve esserci, c'è la possibilità che ci sia una minoranza di blocco che possa impedire l'approvazione, e dipende quali paesi oltre alla Francia diranno di no. È per questo che la posizione italiana è molto delicata. La Spagna è storicamente favorevole perché ha entrature particolari nel mondo latinoamericano. Successivamente, qualora i governi approvino, serve un voto del Parlamento europeo, anche lì sì o no e basta. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che non si è potuto parlare di questo accordo prima delle elezioni europee, che sarebbe stato oggetto del dibattito. È stato nascosto il tema e tirato fuori solo dopo che von der Leyen ha ottenuto una sua maggioranza. E niente, e in aula a Strasburgo non se ne può parlare. Cioè stiamo, anche se fossimo favorevoli, cioè che problema c'è a fare un dibattito in aula dove si parla di questo testo, dove magari la Commissione chiarisce alcuni dubbi? No, solamente il gruppo dei patrioti e quello dell'estrema sinistra e quello dei verdi chiedono che si possa dibattere. Facciamo tanti dibattiti, la prossima settimana a Strasburgo ce ne saranno alcuni importanti, quello su TikTok, la Romania, ce ne sono altri importantissimi.
che potevano essere posticipati, invece no. Dal lunedì al giovedì della prossima settimana, dalle 8:30 del mattino alle 22 si dibatte in aule deserte, ma non si può parlare di questo accordo commerciale. Cosa ci vogliono nascondere? Boh, non so. Esatto. Antonino? Io volevo porre l'accento su due questioni. La prima, ho qui appunto sotto mano il Sole 24 Ore di Avantieri, che osserva chi vince e chi perde con l'accordo del Mercosur. E appunto i settori che subirà, stando ai calcoli delle associazioni di categoria, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, che sono sempre state contrarie a questo accordo, il contraccolpo maggiore dalla liberalizzazione degli scambi col Mercosur sono le carni bovine, pollame, riso, mais e zucchero. Dopodiché si dice però è altrettanto vero che quelli del vino invece tutto sommato ci godono perché è tutto vino che può sfogare nell'America Latina nel caso in cui Trump dovesse mettere i dazi come ha promesso, e in particolare l'accordo proteggerà i 9 formaggi italiani più esportati: Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, mozzarella di bufala campana, parmigiano reggiano, pecorino romano, provolone valpadana, taleggio. In totale, tra DOP e IGP, l'intesa tutelerà dall'Italian Sounding 57 prodotti, oltre a vini e formaggi anche aceti, prodotti a base di carne, pasta, ortaggi. Uno la legge così e dice, vabbè, tutto sommato si perde da un lato e si vince dall'altro. Però c'è questa analisi sempre nello stesso giorno uscita sul Foglio a firma del collega Luciano Capone, che dice sostanzialmente il nuovo negoziato è andato incontro agli ambientalisti, ma i mesi scorsi hanno mostrato chiaramente che il parere e il peso politico degli agricoltori sono più determinanti. Von der Leyen è dovuta tornare indietro su molte delle politiche ambientali che colpivano l'agricoltura. Il timore della Commissione è che l'accordo col Mercosur diventi totem del disagio del mondo agricolo, pur non avendone alcuna responsabilità. Per questo il lavoro di von der Leyen, insieme al commissario all'agricoltura Christoph Hansen, sarà quello di rispondere al disagio degli agricoltori con anche questo reddito supplementare. Ora, permettete, posso dire una cosa? Sarò brutale ma chiaro. Posso dire che fare un accordo commerciale, ma prevedere di dare dei soldi, cioè dei redditi, dei risarcimenti agli agricoltori europei è un'emerita cazzata, perché vuol dire che questo non è un accordo win-win, ma è un accordo che favorisce soltanto il Mercosur. Sì, sì, anche perché il Mercosur, ma così come quando la Cioè, dov'è sta Commissione inizia vittoria degli agricoltori? Ma non c'è, quella lì, l'articolo del Sole è la classica velina che passa la rappresentanza del governo a quei media che rappresentano dei legittimi interessi di chi preferisce difendere gli interessi di altre categorie produttive, perché è vero che in quelle realtà a volte siamo poco presenti, ma non è che siamo poco presenti perché ci sono dei dazi che ce lo impediscono, siamo poco presenti perché effettivamente anche il nostro paese ha dimenticato il Sud America e oggi non abbiamo quell'influenza che naturalmente dovremmo avere. Quando avete letto poco fa questo elenco di prodotti eccellenze italiane che sarebbero più protette, ma in verità è perché in allegato a questi accordi è stato fatto in diversi accordi chiusi negli ultimi anni, c'è scritto che su quello che esiste solo da noi, cioè la protezione delle indicazioni geografiche, cioè quindi l'Asiago, otteniamo da quei mercati che non le considerano e che hanno prodotti identici, simili ai nostri o che richiamano i nostri. Cito l'Asiago perché anche negli Stati Uniti è molto imitato da produttori locali. La tutela non è l'uscita dal mercato dei prodotti che ci imitano, no, è la coesistenza nel bancone al supermercato. Questo non ve lo scrivono nella velina. È meglio la coesistenza che niente, va bene, ma non è una vittoria. Non è che hanno detto bene, da domani chi produce un formaggio che fa finta di essere un formaggio italiano non lo potrà più fare. No, è come se lo farà. Poi sul consumo del vino, a me
è più un tema legato agli champagne francesi, perché che ci sia una richiesta di consumo di vino italiano in Sud America a me sembra strano, visto che hanno produttori di origine italiana bravissimi, specialmente in Argentina, cioè perché dovrebbero consumare un vino che parte su una nave che emette CO2 e che attraversa il mondo e che arriva in Sud America. Non lo so, vista anche la situazione socio-economica di quelle realtà mi sembra strano. Assolutamente, Marco. Salvo poi che bisogna addirittura sovvenzionare chi risulta danneggiato da questa cosa. Quella è la dimostrazione del fatto che l'accordo non sta in piedi. Poi attenzione, non sto dicendo che non bisogna negoziare con queste realtà, anche perché sono realtà geopoliticamente un po' più stabili rispetto ad altre con cui abbiamo commerciato nel resto del mondo, penso alla Russia, e con cui oggi abbiamo difficoltà. Quindi che i nostri mercati debbano trovare degli sbocchi, quello lo ritengo giusto. Assolutamente, Marco, il tempo ci corre dietro. Aggiungo solamente che poi da una parte la Comunità Europea fa tutto il discorso sulla deforestazione, quindi evitare di far arrivare nel nostro paese prodotti che provengono dalla deforestazione. Mi sa che questo argomento in Sud America è abbastanza presente, ma ce lo racconterà. Veloce. Chi era il relatore di deforestazione, questo provvedimento folle che è stato approvato verso la fine della scorsa legislatura? L'attuale commissario europeo all'agricoltura Ansel, che è una brava persona, ma che su quel report non aveva capito nulla. E di fatto quella legge, quelle norme europee sulla deforestazione sono un costo, una tassa che si mette sulla testa dei nostri produttori. Grazie a Marco Campomenosi. Grazie. A voi. Ci rivediamo la prossima, anzi ti auguriamo già Natale, ci sentiremo magari fra Natale e Capodanno, così vedremo come è andato il discorso del Mercosur. E adesso liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti.